Missione compiuta della Fenice Z Rugby Rovigo Delta e Spugna e l'Odigiani di Firenze torna con 5 punti importantissimi per la classifica. Partita dalle 1000 sfumature, abbiamo detto già la settimana scorsa, sia da un punto di vista umano che sportivo, e una delle, come posso dire, vicissitudini, uno degli elementi più importanti della vittoria a Firenze sicuramente è il rientro in campo di Giovan Nicker, che dopo 7 anni di militanza rosso-blu è venuto a trovarci a Rugby House. Benvenuto Gio. Grazie, buonasera, grazie mille. È la serata, voglio dire, dei grandi ritorni. Dopo 4 anni ritorna a trovarci un giornalista, uno scrittore, una penna sensibile del rugby italiano, Elvis Lucchese. Ciao Elvis, benvenuto. Ciao, grazie mille. Era 4 anni che attendevo questo invito da parte vostra. Anche Gio, perché possiamo dirlo, Gio, quando mi vedevi, infatti, finalmente. mi dicevi I love you, but non si può dire altro. Bene, era un modo scherzoso per fare. Gio, un rientro aspettato da tanto tempo e finalmente in campo. Sì, no, finalmente è stato veramente un anno molto difficile, però arrivato in campo di nuovo con i miei amici, che è stata una grande giornata con tante emozioni, però sono molto contento, sì. Tutti gli amici sia da una parte che dall'altra, no? Sì, infatti questa è un'altra cosa. Pensato più dopo i partite di questa cosa, ovviamente durante la settimana ho pensato solo di partita di vincere ovviamente per nostra maglia rosso-blu, però dopo i partita tante emozioni di giocare contro il mio migliore amico che sta andando molto bene anche lui lì, però difficile. Ovviamente stiamo parlando di Stefano, voglio dire, non è che dobbiamo ricordarlo, però è giusto anche insomma, evidenziare questa cosa. È vero che poi tanti di voi, tanti giocatori la sera sono stati a Firenze per condividere sia con Stefan, sia con Maran, che Luben, insomma, stare insieme, fare un terzo tempo lì prolungato. Tranquilli, solo per vedere gli amici dopo tanto tempo, ovviamente non è come loro tornano a casa ogni weekend, c'è l'opportunità di stare con loro una serata usata. Senti, è vero che durante la settimana comunque Stefan ti scriveva, vi siete sentiti più volte? Infatti no, è stato molto professionale lui. Molto professionale, io ho provato anche, lasciato per dopo le partite questa cosa che ovviamente la cosa più importante è di giocare e vincere per la tua squadra. Le tue sensazioni a livello proprio umano, professionale, nel tuo rientro in campo, Gio? Sì, no, come hai detto prima anche durante la settimana ho pensato solo alle partite, però quando è andato in campo sotto i pali lì ho pensato tanto, a tante emozioni. Molto felice, molto felice. Te la sei sudata a lungo. Quanto dura è stare fuori dal campo e degli altri che si allenano e tu lavori da solo? Non semplice. Sì, no, infatti, questa la parte più difficile è quello lì, di non giocare con i tuoi amici, di venire ogni sabato qui, vedere i tuoi amici in campo e tu sei in tribuna, è molto difficile. Ecco, Gio, tra l'altro, guardandoti un po' giocare, ma guardandoti anche come persona, la sensazione avuta in campo è che Giovan Nicker ha modificato il suo modo di giocare e di interpretare il rugby. Prima era molto un gioco di potenza, di collisione. Sabato, tra l'altro tu, prima del rientro, hai dato una mano ai ragazzi più giovani, ti stai occupando anche di aspetti diversi del gioco, meno atleta, molto più uomo d'esperienza che sta aiutando il reparto. Certo, secondo me è la responsabilità di ogni giocatore di una certa età, che quando tu arrivi a un certo momento in tua carriera dove devo aiutare anche gli altri, i più giovani, che ovviamente quest'anno sta crescendo tanto, c'è tanti giovani che stanno giocando molto bene, dal primo giorno di campionato fino adesso, allora mi ha lasciato anche più facile per noi, più vecchi in squadra, non devo aiutare troppo perché stanno andando veramente bene. Però sì, certo che è una responsabilità, secondo me, che quando arrivo a quel momento devo fare. Bene, Elvis, tu tra l'altro di Gio ti ricordi anche a Venezia, no? Quando lui è arrivato appena 18 anni, avevi 18 anni Gio quando sei arrivato. Sei ancora più giovane, 18 forse? Sì, appena 18, è arrivato 17 e poi 18 dopo. Sì, no, mi ricordo che lui giocò in giovanile e come potete immaginare, insomma, questo ragazzino del Free State aveva subito un impatto notevole, insomma, nel nostro campionato giovanile, insomma. E poi dopo appunto lo ricordo esordire in prima squadra e sì, al tempo era anche un Venezia Mestre ambizioso, quindi insomma
c'era anche l'operazione di portare Joe e italianizzarlo prima possibile, insomma, beh, immediatamente un grosso impatto nel campionato italiano, insomma, sono contento di vederlo a Rovigo e niente, congratulazioni per essere di nuovo in campo e appunto come dicevi tu prima Andrea, so che stare fuori per un periodo lungo è una cosa terribile per un giocatore, insomma, e ti mette anche un po' alla prova psicologicamente e insomma veramente spero appunto di vederti al più presto al 100%, insomma, Grazie credo che te lo mille, meriti. Elvis diceva ti mette alla prova, tu parlavi di esperienza in campo, è ovvio che Joe è qui da 7 anni, perché è arrivato dicembre 2010, quindi 7 anni qua. È cambiato Joe, a parte i capelli. Sì, no, è cambiato tanto ovviamente, è cresciuto tanto, è arrivato un bambino ovviamente, adesso ho cambiato un po' di cose, capelli, una di queste cose lì. Poi ho cercato anche, trovato una famiglia qui che è incredibile, sta parlando di società, i tifosi di Revigo e le persone qui. Sì, allora... Sì. Certo, una bella famiglia allargata che Molto. ti ha dato la possibilità. Venendo un po' alla partita, un Rovigo che nel primo tempo aveva già spinto nell'acceleratore, quarta meta inizio secondo tempo, poi sembrava un Rovigo in controllo, un po' come la partita di Mogliano più o meno, portata a casa alla posta, poi si è gestito un po' il match. Sì, è iniziato molto bene la partita, anche con Ostramisca in questo momento che è imbattabile, insomma, veramente sta andando molto bene lì. Ma forse il secondo tempo un po' di emozioni, un po' più sporco, un po' più lento, però il lavoro già fatto, importante. E dai Medici ti aspettavi qualcosa di più oppure... Sì, però penso che noi giocato bene, iniziato la partita molto bene, è molto difficile giocare contro una squadra con una mischia così forte, di iniziare a giocare se perdi ogni mischia è molto difficile, molto difficile. Anche in touch siamo andati bene sui nostri lanci di gioco, ne abbiamo conquistato. Molto bene, molto bene. Molto bella la sfida Jeff contro Samuele Ortis, voglio dire, due saltatori che in touch hanno grandi qualità, anche poi Jeff ha fatto lo stesso percorso tuo, venendo da Venezia, insomma anche lui ha avuto la stessa cosa. Elvis, ragionando in maniera più ampia, la città di Firenze, i Medici, quanto possono essere importanti nell'economia, nella funzionalità e nella visibilità di un campionato come l'Eccellenza, secondo te? Beh, senz'altro l'Eccellenza, che è un campionato purtroppo in declino, lo dobbiamo accettarlo, forse non dobbiamo accettarlo, però dobbiamo riconoscerlo. Sì, all'Eccellenza può solo giovare la presenza di grandi città. Ora non so bene quale seguito abbiano i Medici in città, però in ogni caso è ovvio che per l'immagine del nostro rugby avere dei grandi centri, delle grandi località giova, insomma, è evidente a tutti che insomma, sentire citare sempre i nomi di Calvisano e di Adana, insomma, nei confronti dei profani, insomma, danno un'immagine così di un certo, come dire, provincialismo del nostro rugby, insomma. Quindi sappiamo bene che nei paesi più evoluti è stato fatto anche un tentativo per impiantare artificialmente in un certo senso il rugby nelle grandi città, insomma. Il rugby più provinciale che esista è il rugby francese, che ha avuto per campione cittadina di poche migliaia di abitanti, insomma, da Pau a Gênes, insomma, è stato un rugby regionale per forse un secolo, però appunto con un'operazione massiccia di marketing ora il rugby francese è anche il rugby di una città come Lione, di una città come Tolone che gioca spesso a Marsiglia, insomma è stata fatta una massiccia operazione per portare il rugby nelle grandi città, insomma, e insomma se dobbiamo imparare dai più bravi credo che quello sia l'esempio, per cui ben venga a Firenze, insomma, e comunque teniamoci strette anche Calvisano, Via Dana, dei centri che comunque una loro tradizione se la sono senz'altro costruita, insomma, per cui
Sì, comunque senz'altro ben venga, insomma. Diciamo che a livello di Fantarugby, insomma, io immaginerei un campionato chiuso, incentrato su alcune città di grossa tradizione e su alcune città che possono avere un bacino di utenza e un richiamo ampio, insomma. Ma ecco, Certo. è proprio okay. Fantarugby. Fantarugby è un po' di Certo, allora bar sport. che un po' lo siamo noi, È una bella cosa. Manca le birre, ma fra un po' andiamo a prenderle. Allora, adesso andiamo a vedere gli highlights della vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta a Ruffino contro i Medici e poi rientriamo in studio per parlare ancora un po' della sfida di sabato scorso e addentrarci pian piano all'interno del match di sabato contro il Lisbona in Continental Shields. Benvenuti allo stadio Ruffino di Firenze, grande partita fra Femici Z Rugby Rovigo Delta che fa visita ai Medici, una partita sentitissima sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano, tantissimi giocatori ex rosso-blu. Botte lunga, De Marchi si gira dal lato sbagliato, c'è un rischio scippo, non è sugli appoggi, adesso con calma, anche D'Amico a proteggere, Edoardo Lubiana. Chiede la disposizione per il riutilizzo, avanza Rovigo a pochissimo dalla linea di meta, Chillone apre per Mantelli, l'incrocio Denis Majstorovic, la meta di Denis Majstorovic di giornata, in realtà per i tifosi ancora barba nera, ancora Leo Mantelli, attenzione, potrebbe arrivare alla meta dell'ex con Basson, la corsa di Odiete su Basson. In qualche maniera Basson utilizza la palla, riesce ad aprire per Rodwell e c'è la meta ed è Newton che prova la conversione. È buona la presa, Rovigo dentro per Matteo Ferro, va oltre il primo bloccaggio, pallone in disposizione, Alberto Chillona va a innescare Leo Mantelli, dentro per David Odiete, buona la corsa di Odiete, va a deportare Newton, la meta di David Odiete, questa è una bellissima giocata della Femici Z Rugby Rovigo Delta. Rodigina, non entra, entra, prende la rincorsa, agevole per le sue capacità, infila l'H, finta Parker, Edo Lubiana. C'è lo shift del drive rosso-blu che non riesce ad andare oltre la linea di meta, ma il pallone a disposizione con l'estrema calma e lucidità. L'utilizzo di Chillona per Lubiana, prova lo scippo McKen, non ci riesce, guadagna qualche metro, devono venire via dal punto di incontro i toscani. Mantelli ancora al largo per Cioffi, meta! C'è la meta di Massimo Cioffi! I Medici a reclamare un passaggio in avanti, Massimo Cioffi se ne va quasi dietro i pali. Quella che era l'eccessiva, probabilmente, densità. Lo introduce, molto bassi Rovigo. Inizia l'avanzamento del pack rosso-blu. Avanza la Femici Z Rugby Rovigo Delta. Meta tecnica Rovigo, quarta meta del match. Da Rodwell, il piede stoppato da Boccardo e la meta dei Medici con Boccardo che va a stoppare la conversione abbastanza agevole per il cecchino britannico Newton sulle bandierine. Eccolo qua, calcio buono in mezzo ai pali, eccoci qui, crolla a destra, calcio per iniziare fuori di Rovigo. Leo Mantelli la mette dentro, 31-18 Rovigo, ancora Mantelli per Modena, non riesce il giovane rosso-blu ad andare oltre la linea di meta, ma mancano veramente pochissimi centimetri, pick and go lì, non si riesce ancora ad ottenere la meta. Non vediamo adesso l'interpretazione dell'arbitro cosa dice. Finisce il match qui a Lodigiani, Rovigo vince per 31-18.
Abbiamo visto le immagini del match di Firenze. Joe, cosa vi siete detti dopo la partita? Come ti hanno festeggiato i tuoi compagni? Com'è stato il post gara, a prescindere dalla serata, insomma, con tutti No, guarda, insieme? è stata un'altra partita per noi, non è cambiato nulla, ovviamente felice di vincere lì, pensato che è una partita dura, è stata una partita dura. Avanti per il prossimo ovviamente, avanti e lavorare ancora. Cosa ti ha colpito dei Medici, sebbene non siano stati, insomma, questa grande squadra che non dico un po' tutti si aspettavano, però si pensava che potesse fare un po' di più. Tu hai detto è stato merito nostro che li abbiamo fermati prima. Però è una squadra che sta crescendo ancora, tanti giovani, sta crescendo tanto. Piano piano, come hai visto anche prima di noi, loro ho giocato molto bene contro squadre come Calvisano, contro Padova, ha giocato molto bene, è andato lì per vincere. Lo so che è una partita duro, noi abbiamo fatto il nostro lavoro presto e avanti. E Stefi, cosa ti ha detto? No, tante emozioni per lui, poverino, è stato molto difficile per lui giocare contro la sua vecchia squadra, che è tutto per lui ovviamente. E il fatto che calciasse Newton, anche quella era una scelta per liberarlo, per... Non lo so, tutta onestà, la scelta lì, però penso che lui ovviamente ha portato tanto lì come esperienza, come giocatore, come allenatore di tre quarti e sono molto fortunati loro con lui. Bene, e tra l'altro Stefi a pulire le rack non si è mai visto tantissimo. Mai visto. Hai visto, lui continua abbastanza in rack, però un'altra cosa strana, sì. Poi ti ha placcato anche duro. Sì, ho fatto placcato bene lui, sì. Invece è stato verso la fine del match, lui aveva la palla nei suoi 22, tu eri lì e quasi, non dico che non l'hai placcato, però l'hai gestito. Sì. non gli sei andato addosso. Queste, Elvis, ovviamente sono storie di rapporti umani, di amicizie che insomma fanno anche la base del nostro sport, no? Beh, sì, e rendono anche il nostro sport un po' speciale, ecco, insomma. Cioè, pensare di dover affrontare una squadra che aveva 7 ex è un qualcosa di veramente quasi irripetibile. Nella nostra storia raramente è successo, forse mai è successo che nell'altra squadra ci fosse così tanti ex giocatori. E tra l'altro anche un buon pubblico, Joe, a Firenze, nel senso Sì, che... infatti voglio ringraziare anche i nostri tifosi che hanno dato e anche usare questo momento di ringraziare per tutti i messaggi a me tutta la settimana di tifosi, amici, che è stata veramente una grande cosa. Ecco, Elvis, legato a questo discorso umano, eravamo insieme a vedere Italia-Sudafrica a Padova e tu mi hai fatto così una riflessione, una confidenza da giornalista che ultimamente, negli ultimi anni, è sempre più difficile intervistare i giocatori e da queste interviste, insomma, che escano dei contenuti speciali, interessanti, profondi. Come mai secondo te? Beh, il rugby è sempre comunque uno scrigno di storie, di esperienze umane straordinarie, insomma, ma insomma, lo stesso Joe che lascia Kimberley, viene qui in Italia, si costruisce una nuova vita, insomma, è un piccolo film se lo volessimo girare, ecco, insomma. Ma la riflessione comunque ha molto a che fare con l'avvento del professionismo, naturalmente, e anche con l'avvento di un certo modo di rapportarsi, diciamo, ai media, ecco, insomma. Una volta, diciamo, prima dell'avvento del professionismo, insomma, gli spogliatoi erano delle porte aperte, almeno per i giornalisti, insomma, e quindi diciamo che il giornalista aveva accesso in ogni caso a piccoli segreti, in ogni caso a respirare veramente l'atmosfera della squadra e gli umori, insomma. Questo non è più possibile, insomma, il rugby, come comunque tutte le altre realtà sportive professionistiche, hanno deciso di filtrare, insomma, di filtrare i propri ambienti con i media, evidentemente per lavorare in modo più sereno, insomma, e comunque, insomma, questa scelta qui in ogni caso impedisce a noi che scriviamo effettivamente di avere un po' un accesso
a determinate, sì, determinate informazioni, ecco, insomma. Quanto ai protagonisti del rugby, insomma, diciamo che naturalmente i protagonisti del rugby dilettantistico avevano una vita più, magari un po' più complicata, insomma, cioè, nel senso che molto spesso erano delle persone che facevano un lavoro, avevano una famiglia e poi alla fine alle 8 di sera andavano all'allenamento, spesso per andare in nazionale dovevano chiedere dei permessi, insomma, diciamo che ovviamente erano delle persone con mille sfaccettature, insomma, che il rugbista moderno risulta, diciamo, Un po' più freddo. come dire, sì, un po' più freddo, un po' così come tutti gli altri sportivi professionisti che da una determinata età si dedicano esclusivamente a fare quello, insomma, questo perlomeno nel cosiddetto alto livello, ecco, per cui a volte per noi che lo vogliamo raccontare è un mondo un po' più difficile, che sia un po', come dire, inaridito in questa dimensione del racconto. Chi lo sa, forse diciamo che quelle storie che trovavamo una volta, insomma, nel rugby di Rovigo, di San Donà, di Treviso o di Villorba, forse insomma sono un po' quelle storie che oggi si troverebbero nel rugby di Serie A, di Serie B, insomma, Certo. quindi Anche un po' meno nel rugby così professionista a tutti gli effetti, professionista. Visto che tu sei protagonista con Vittorio Munari, insomma, dei suoi racconti, è per questo che quel tipo di formula ha così successo, il fatto che si riesca ad estrapolare nuovamente quelle storie che hanno creato le basi, la costruzione, insomma, del nostro movimento, soprattutto nelle piccole realtà, hanno un appeal così forte sugli appassionati di rugby? Beh, sì, in un certo senso sì, perché era un rugby più bohème, più picaresco, anche molto più naif naturalmente rispetto al rugby con un vero e proprio programma di lavoro come il rugby di oggi, insomma. Quindi sì, ovviamente c'era anche un senso di avventura da parte di tutti quelli che facevano quel rugby là, insomma. E in un certo senso La gente è strano a dirsi, però come dire, io credo che il rugbista professionista avesse più motivazioni del rugbista, scusate, il rugbista dilettante avesse più motivazioni del rugbista professionista, nel senso che il rugbista professionista ovviamente lo fa in modo professionale, ma il rugbista dilettante per scendere in campo, per andare a fare i mondiali con la nazionale, eccetera, doveva fare veramente dei grossi sacrifici. Il livello di motivazione era veramente, io credo, molto più alto in quel caso, insomma. È già quello un passaggio... Pochi ci arrivavano naturalmente, ma quelli che arrivavano a quel livello dovevano avere un livello di motivazione, uno standard di motivazione altissimo, insomma. E credo che anche in Sudafrica fosse la stessa cosa, insomma, lì anzi c'è una selezione talmente dura che la tua motivazione fin da bambino deve essere molto alta, devi dire io voglio diventare uno Springbok o voglio andare a giocare nei Cheetahs, no? E tu cosa volevi da bambino, Gio? Di giocare per i Springboks, ovviamente. Come detto lui prima, se sono di ogni bambino in Sudafrica, penso sicuramente il mio e il mio fratelli anche. Sì. Allora, apriamo una parentesi su sabato, Gio. Giochiamo contro Lisbona, gli universitari di Lisbona, loro hanno praticamente 4 punti in classifica grazie alla vittoria sul Viadana. Rovigo che vincendo e sperando nella vittoria del Petrarca in Germania si qualificherebbe già per il turno successivo, mettendo solo così, insomma, la sfida con Calvisano giusto da calendario per, insomma, da affrontare. Come stiamo affrontando questo match? So che c'è massima concentrazione nei confronti... Sì, come ogni partita, noi entri in campo ogni settimana per vincere, non è cambiato nulla in quel modo lì di preparare per loro. Gio, tu dici che le partite le affrontate, le preparate nella stessa maniera, la competizione europea, no? Le gare europee hanno un fascino un po' diverso, il fatto che anche di queste università di Lisbona in realtà a livello di video si sia solo venuti in infatti, possesso... non c'è nulla di loro
stessi video e tutto, allora devo continuare come prima, però c'è sempre qualcosa di diverso, non è mai proprio come il nostro campionato, o più fisicamente più duro o magari più veloce, però sì. Loro, essendo una squadra portoghese, muoveranno tantissimo la palla. Io tra l'altro ho guardato un po', insomma, quelle che sono le caratteristiche. Il 70% dei giocatori non arriva nemmeno al quintale, quindi vuol dire sono giocatori abbastanza leggeri e come da tradizione, insomma, del rugby portoghese, sanno molto bravi nel muovere la palla e gestire nei tre quarti quello che è. Sì, penso che loro sono molto come Spagna, con tanto giocatori di rugby 7 anche, sì, vediamo questo weekend allora. Ecco, Elvis, il mettersi in discussione o l'affrontare squadre diverse, no, dal classico campionato italiano, è ovvio che non è la Challenge, non è la Champions, però crea un po' di stimolo, crea un po' di interesse nel vedere anche l'evoluzione di altri campionati, di altri movimenti. Sì, crea anche dolore perché poi a volte abbiamo scoperto che questi altri movimenti in realtà risultano essere anche magari più avanzati dei nostri, insomma, e le squadre italiane purtroppo l'hanno sperimentato in Romania, in Georgia, in Russia, e quindi no, non credo che non ci sia da snobbare nessuno, credo che al contempo faccia parte anche della maturità di una squadra, della maturità di un club, nel caso di Rovigo, saper gestire anche un avversario più debole o anche gestire. La stagione è lunga, anche il campionato riserva delle partite che sono ovviamente meno impegnative, per cui fa parte appunto, credo, anche della maturità dello staff gestire e guardare l'obiettivo, che è quello di arrivare fino in fondo e in un qualche modo anche appunto amministrare quegli impegni che in effetti sono meno faticosi, insomma. Ecco. Il rugby comunque sta cambiando, ecco, e forse siamo il paese che meno sta cambiando, tristemente, insomma, ci sono nazioni che si stanno evolvendo, insomma, tutto intorno a noi, quindi questa può essere anche più una preoccupazione, non solo un interesse, ma anche una preoccupazione, ecco, insomma, nel caso di avversari russi o nel caso di avversari georgiani o delle migliori squadre romene. Ecco. Ecco, lì si va a alzare la pentola e si vede un po' quello che succede. Sì. Senti Gio, i tifosi, come saprai per Rugby House, quando viene pubblicato il giocatore in trasmissione, fanno le domande e tu devi rispondere alle domande dei tifosi, e Paolo dice, un po' ne abbiamo già parlato, è normale, però è giusto che tu risponda. Paolo dice: il tuo primo pensiero al fischio d'inizio e al fischio finale sabato scorso. Sì, felicità, tanto felicità di essere in campo con i ragazzi, tanto è stata una strada dura, lunga, è arrivato finalmente. Willy, dopo praticamente 2 anni fuori dal campo, come è stato il rientro? Insomma, più o meno è... Sì, no, fatto le preparazioni giusto, è arrivato in campo come prima, lo stesso velocità, penso non cambiato tanto lì, però sì, è diverso un po'. Diverso. Vedi diversamente lo sport? Per me sì, forse perché è stato fuori un po' di tempo, però sì. Marco, giocheresti numero 13 se Davis facesse il primo centro? Io gioco dove vuole l'allenatore, ovviamente, questo è sempre scelta di allenatore che... Mediano di mischia come eri all'inizio magari. Certo. Adesso come ti senti? Sei già al 100%, al 50%? No, ovviamente io non può pretenderci che arrivino subito in mia miglior forma, però è una strada che io devo lavorare ancora e devo usare ogni opportunità di prendere minuti, di giocare e migliorarci e arrivare al mio obiettivo finale. Ecco, tra l'altro c'è una bella concorrenza quest'anno in mezzo, no? Tanti centri, no, tanti infatti buonissimi è una giocatori. È una cosa veramente bella, competizione c'è e questa è una cosa molto importante in rugby professionale, che c'è tanta competizione, c'è giovani, sono tanto equilibrio, c'è quelli di esperienza e quelli giovani che spinge, che è una bella cosa. Dall'alto della tua esperienza, un giovane che ti ha colpito di Rovigo quest'anno?
C'è tanti che sta giocando bene, secondo me Modena ha giocato veramente, ha alzato la mano già presto, già l'anno scorso, che è incredibile per un giovanile, poi anche Cadorini sta giocando molto molto bene, è cresciuto anche lui un sacco, e Cioffi, e mi piace un sacco anche Cioffi perché lui è veramente una testa di lavorare forte sempre, è un bravo giocatore, ma come altri anche altri loro, c'è veramente molto contento con i giovani quest'anno. Ecco, allora Elvis, stiamo parlando di un rugby nel 2017, un rugby che in Veneto compie 90 anni e che tu insomma hai celebrato attraverso un libro che è Sport di combattimento, voluto ovviamente da te, ma anche con il supporto del Comitato Veneto, della Regione Veneto. Insomma, noi abbiamo anche assistito alla presentazione al Pedrocchi a Padova. È un bel percorso, no? Di ricerca, ma anche insomma per capire da dove arriviamo. Sì, beh, questo libricino è il frutto appunto di una ricerca, devo dire molto faticosa, perché ovviamente le fonti a disposizione erano molto scarse, sono molto scarse, insomma, di una ricerca sui primissimi anni del rugby in Veneto, insomma, più o meno. Diciamo, la storia del dopoguerra è più o meno nota, ma insomma di quello che sia successo proprio dal 1927, insomma, credo che si tratti di fatti piuttosto inediti, insomma, quindi dalla primissima squadra, da questi Leoni di San Marco che nascono a Padova nel novembre 1927, e poi insomma cerco di raccontare un po' come vengono seminati un po' quei germogli di rugby che cresceranno in realtà un po' più tardi, insomma, in Veneto. Naturalmente con l'eccezione di Rovigo, perché a Rovigo già alla fine degli anni 30 il rugby per la città era già qualcosa di importante. Su Rovigo, lo ammetto, non ho fatto un grosso lavoro di ricerca, perché grazie al cielo Rovigo è anche una delle realtà più studiate, come era inevitabile, insomma ci sono i libri di Luciano Ravagnani, è stato già fatto un lavoro sulle origini, e per cui in questo caso insomma ho cercato di dare un po', come dire, un taglio un po' più di interpretazione su quello che è stato Rovigo in quel rugby dell'anteguerra, insomma, che nasceva già con una sorta di ideologia di fondo, che era quello di essere uno sport rigorosamente dilettantistico, rigorosamente votato al fair play e a una sorta, come dire, di aristocrazia, proprio veniva citato proprio questa parola, insomma. E quindi io così, insomma, definisco il rugby di Rovigo come il comparire e l'apparire di un rugby plebeo, insomma, in questo ambiente, e l'effetto è stato fin da subito abbastanza dirompente. Ecco, Ecco, tra l'altro un passaggio che mi ha molto divertito leggendo il libro è quando nel campionato del 40-41 Rovigo, Matori, Milano, cioè, insomma, problemi fuori e dentro il campo, e venne definito il tifo deleterio, se non ricordo male, quello di Rovigo, giusto per dire che insomma... Sì, questo è proprio quello che dicevo, un po', come dire, lo scontro fra quello che era il rugby delle grandi città, quindi un rugby di upper class, così come nasce il rugby in Inghilterra, insomma, quindi studenti universitari che portavano avanti appunto questa sorta di nobiltà del rugby. A Rovigo invece, fin da subito, Lanzoni sì, era appunto un universitario, però aveva reclutato gente di umili origini, insomma, e questo fa immediatamente la differenza a favore di Rovigo, insomma, perché se non mi sbaglio il rugby rimane uno sport di contatto e di sacrificio, ecco. E quindi quell'episodio lì si sapeva che era successo qualcosa, però i giornali non riportavano niente di particolare. Ciò che sapevamo è che il Rovigo subisce la squalifica del campo, Maci Battaglini e Checco Battaglini, a loro viene combinata una
fortissima squalifica, e poi a un certo punto Rovigo finì per ritirarsi dal campionato. Ecco, in realtà poi siamo venuti a scoprire che quello che era successo era che semplicemente l'Amatori Rovigo era stato, lo sappiamo da un intervento del presidente allora della federazione, l'architetto Rossi, l'Amatori Milano era stato accolto a palle di neve, sputi ed improperi, insomma ciò che più o meno si fa nello sport, insomma, per sostenere la propria squadra, insomma. E lì appunto c'è proprio lo scontro fra questo ideale aristocratico del rugby, e ce lo siamo trascinato fino ad oggi, insomma, che è un po' speciale, i valori eccetera eccetera, invece è un rugby che semplicemente puntava a vincere le partite e trascinava in questa battaglia anche gli umori della città, insomma, e questa diciamo la verità, è Rovigo ed è il bello di Rovigo ed è il bello del rugby di Rovigo, insomma, dal 1939 ad oggi. Ecco, insomma, se c'è sembra una tifoseria che è abbastanza sui generis, ha un perché anche storico, e questo episodio lo rappresenta pienamente. Ma ben venga, insomma, Assolutamente, perché, su questo non ci piove. Quindi sport di combattimento, gli esordi dal 27 al 45, questo libro insomma, che parla di molti passaggi sconosciuti che tu sei riuscito a tirare fuori, per cui interessantissimo. Dove si trova questo libro, Elvis? Beh, in realtà è una pubblicazione, come dire, istituzionale, quindi si trova al comitato. Se qualcuno a Rovigo lo desidera, c'è l'amico Umberto al Bar Miani, si può dire. Certo, alla grande che salutiamo. No. Anche perché abbiamo detto che questo libro si trova solo nelle osterie. Osterie specializzate, sì, perché ci sono delle osterie specializzate a Padova e a Treviso che ce le hanno, e per Rovigo c'è l'amico Umberto al Bar Miani. Perfetto, siamo alla fine di Rugby House. Attenzione, sabato non solo FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Lisbona, il club universitario di Lisbona per la Continental Shield, ma alle 17:30 Under 18 Elite Rovigo Mogliano, per cui un pomeriggio intensissimo da sostenere ovviamente i nostri colori, sia per quanto riguarda il primo 15, sia ovviamente i nostri giovani piccoli bersaglieri che vogliono andare avanti alla grande, come già stanno facendo all'interno del campionato Elite Under 18. Joe, grazie mille di essere venuto. Grazie a te. Elvis, è sempre un piacere. Grazie mille. Noi ci vediamo sabato per questo doppio appuntamento in casa qui allo stadio Mario Battaglini. Buonanotte.